Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo avere un po' di informazioni su Riva del Garda e dintorni. Sono appena arrivata. Va bene, adesso e sono curiosa. Qui c'è la cartelletta che contiene comunque tutte le nostre informazioni. Questo è un libro che riguarda tutto quello che c'è nel nostro ambito da visitare. Quanto si spende mediamente per dormire? Mediamente a persona dai 30 euro in su, poi in base anche alle stelle e a quello che chiede giustamente il cliente. Senta, vedo che ci sono anche altri paesi vicino a Riva del Garda. Torbole, Arco, Dro, ci sono tanti paesini qua intorno da poter visitare. Ma il lago è percorribile con un traghetto, c'è un battello? Sì, c'è la linea del traghetto anche, certo. E posso prendere informazioni sempre qui da voi eventualmente? Sì, eventualmente? Quello abbiamo anche noi dépliant da poter mettere per gli orari, se vuole glielo posso dare anche quello. Okay. E poi anche fortunate perché abbiamo qua il nostro presidente, se vuole chiedere anche delle informazioni. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Io stavo andando a prendere un caffè, mi vuol fare compagnia? Se mi invita vengo volentieri Ben allora. volentieri. Grazie a lei. Arrivederci, arrivederci. Presidente, allora, grazie del caffè. È un piacere. Dopo il caffè però ci possiamo dare del tu? Assolutamente, sono Marco. Ok, Marco, Adele. Adele. Senti Marco, io adesso inizio la mia vacanza proprio qui da Riva del Garda, cosa mi consigli di vedere? Ma io immagino che tu abbia scelto il Garda Trentino anche perché sei un amante della natura, del nostro Sicuramente ambiente sì. E magari anche di un po' di sport all'aria aperta. Naturalmente la bicicletta la fa un po' da padrone e poi da noi, se tu fossi amante della roccia, puoi fare del climbing a tutti i livelli. In questi anni abbiamo anche attrezzato delle falesie per la possibilità di dare all'handicap, voglio dire, la possibilità di frequentare questo sport. E poi c'è la vela che indubbiamente la frequentazione del lago è sicuramente lo sport che più ci premia e che più ci impegna anche nell'organizzazione di regate sul nostro territorio, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo. Ci sono tanti centri velici qui? Ci sono 5 centri velici, ma la particolarità sta nel vento, voglio dire, noi siamo baciati dalla fortuna da questo punto di vista, del fatto che al mattino abbiamo un vento da nord e quindi forse un po' più costante, mentre puntuale a mezzogiorno arriva l'ora del Garda, vedo che sei già informatissima. Senti Marco, io sono anche una buona forchetta, parlando di cucina tipica, un piatto, ecco. La carne salata, che è un po' il piatto più tipico che si può trovare in zona, è una carne che viene precedentemente messa sotto salamoia con del sale, del pepe, dell'alloro, degli aromi, e poi invece di lago c'è ancora qualche
piccolo pescatore che al mattino rientra con un buon bottino, il pesce sicuramente. Il vino invece da queste parti? Il vicino Marzemino, il Teroldego che è un po' il vitigno autoctono trentino, sono i vini più tipici. Il prossimo evento quando c'è? Così ritorno. Eventi ne abbiamo parecchi, oggi c'è di presente che abbiamo solo 100 giorni di regata, voglio dire, sul nostro lago. Abbiamo il Bike Festival che è una manifestazione internazionale ai primi di maggio. Allora Marco, devo dire che sono obbligata a ritornare. Ne sono certo. Va bene, benissimo. Grazie delle informazioni. Senta, volevo avere un po' di informazioni sul museo, come è strutturato. Qui ci troviamo alla Rocca, che è la sede rivana del Museo dell'Alto Garda, un museo interamente dedicato alla storia, all'arte e all'archeologia della città di Riva e del Garda. E si parte da una pinacoteca che conserva delle testimonianze artistiche che vanno dal 300 al 900 e all'illustrazione del bellissimo salotto letterario che Andrea Maffei fece a Riva e alla collezione d'arte che il letterato portò qui in città con pezzi bellissimi, fra cui la preghiera di Vincenzo Vela e 2 tele di Francesco Hayez. Ma il museo è strutturato in piani diversi? Sì, ogni piano in verticale. Esatto, ogni piano è dedicato a un tema. Dalla pinacoteca si sale alla sezione archeologica, il piano superiore ancora è dedicato alla storia di Riva dal Medioevo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi si parte dall'archeologia e si sale cronologicamente fino ad arrivare agli eventi più recenti della Seconda Guerra Mondiale. Senta, entrando ho notato questo stemma alle mie spalle, cosa rappresenta? Allora, questo è lo stemma del principe vescovo Bernardo Claes, principe vescovo all'inizio del Cinquecento, che è intervenuto significativamente sull'edificio della Rocca trasformandolo da fortezza in residenza vescovile. I 2 leoni sono proprio il simbolo araldico del Claes. Ho letto che c'è anche un'altra sede ad Arco, se non sbaglio. Sì, il Museo dell'Alto Garda presenta 2 sedi, questa della Rocca e una seconda sede ospitata a Palazzo Panni, anche qui un altro palazzo storico della città di Arco. Ho capito. È sempre aperto? Posso vederlo, visitarlo sempre? Sì, il Museo della Rocca è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, giorno di chiusura è il lunedì. Però nei mesi estivi da giugno a settembre la chiusura del lunedì cade, quindi siamo sempre aperti. Sempre aperti. E poi tra l'altro ho visto che il biglietto veramente costa pochissimo, 3 euro. Sì, c'è un biglietto veramente ridotto con un piccolo supplemento per eventuali gruppi organizzati. Va bene, io intanto la ringrazio per le informazioni, che allora vado, mi immergo nella cultura. Buona visita. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per lei è lo chef, immagino, sì. Quindi Marcello Franceschi. Esatto, sono proprio io. Complimenti perché ho visto tantissimi piatti, uno immagino più buono dell'altro. Senta, lei cosa mi consiglia? Visto che siamo qui sul lago, magari qualche ricetta di pesce? Oggi abbiamo fatto dei tagliolini ai 2 colori, sono spadellati con una concassè di pomodoro fresco, basilico e sapori di lago e torrente. Va bene, allora prendo questi tagliolini ai sapori di lago e torrente. Buon appetito. Grazie. È stato di suo gradimento? Beh, direi complimenti, è veramente buonissima. Senti, ma se la volessi rifare a casa, come si fa? È semplice, allora diciamo che la pasta alimentare non è altro che la farina bianca, i rossi d'uovo e un pizzico di sale. Per quanto riguarda quella verde si mette un trito finissimo di erbette. Per la salsa è altrettanto semplice, un fondo di cipolla leggero leggero, un po' di aglio, si mettono i vari pesci, quindi la trota diciamo salmonata, il lavarello o coregone, il salmerino alpino,
e qualche acquadella che troviamo nel lago e magari qualche pezzettino di sarda. Si Complimenti. sfuma con un po' di vino bianco, in questo caso abbiamo abbinato il Noseola, quindi un vino autoctono nostro trentino, e si mette questa concassea di pomodoro fresco, 2 pezzettini di basilico e un figlio d'olio extravergine Garda Trentino. Senti, io ho visto dei dolci, posso approfittarne? Certo, ben volentieri. Tutti, anche quelli fate tutto voi? Certo, grazie. Grazie. Cici! Qui, alla vostra. If I tell you now, will you keep on loving me? If I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo. Giving me the sweetest taboo, too good for me. There's a quiet storm, and it never felt like this before. There's a quiet storm, that is you. There's a quiet storm, and it never felt this hot before. Giving me something that's taboo. Buongiorno.
no. Ha deciso? Sì, senta, vorrei assaggiare tortelle di patate con affettati misti, formaggio grana E i fagioli imbragati. Esatto, sono un piatto tipico trentino. Sì, della zona. Va bene, allora ok, grazie. Perfetto. Oh, che bello. Ecco, e i fagioli. Never felt this hot before. You're giving me something that's taboo. You give me the Eccoci qua. Complimenti, sì, direi veramente buonissimo. Senta, Perfetto. ci sono le patate, poi il resto come Sì. è fatto? Poi c'è della farina, del sale e qualche spezia, viene cotto nell'olio, diciamo. È una frittella tipica della zona, accompagnata da affettato, misto trentino, fagioli imbragati, fatti con cipolla, aglio, burro, prezzemolo, sale, spezie varie. La ringrazio, comunque complimenti, Grazie veramente a lei. ottimo, grazie. hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, geceyi düşündün mü? Yalnızlık bende saklı, çıkmaz bir an dışarı. Elimde bir fotoğraf, o şimdi burada olmalı. Kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, beni hiç düşündün mü? Questa cantina, allora come si chiama? Cantina di dei fratelli Bresciani di Pataglione. Fratelli Bresciana, quindi siete quanti fratelli siete? Siamo in 3 fratelli. Ma entrando, quindi si respira proprio l'aria trentina, delle tipicità trentine, dallo strudel alle susine, alle mele Al vino. e soprattutto al vino. Panini, facciamo panini favolosi. Senti, ma mi spieghi una cosa, come mai qui il vino è così buono? Il vino e il vin santo è così Ma buono? forse l'aria sa della Valle di Laghi che è così, un'aria mediterranea diciamo. Senti, ma quanti turisti hai visto tu in tutta la tua storia, in tutti questi anni? No. Immagino tantissimi. Dalla Svezia, dalla Norvegia, dal Brasile, dal Messico, da tutto il mondo proprio. Ma è talmente bella, poi ho notato una cosa, che è pieno di scritte, di Qualcuno che disegni. viene dà la sua idea e dopo mio fratello, quello più giovane, le scrive sulle pareti. Beh, c'è un posto però bello della Valle dei Laghi. Beh, Dai, un sono posto che a tutti te belli. piace. Ma no, che mi piace? No, la zona qua. La gente, tutta simpatica, gentile. Il vino rosso trentino, come lo possiamo mangiare? Con che cosa lo possiamo mangiare? Va bene con gli affettati, come li serviamo noi ai tavoli qua, oppure con l'arrosto in casa, sai, con l'arrosto, col coniglio. Facciamo così, facciamo un brindisi allora, io ti auguro veramente Dai, ancora devi- tante belle devi- cose. Alla Valle di Laghi non è che... Allora, un brindisi alla Valle dei Laghi. Alla Valle di Laghi. Il dialetto Brindisi trentino, dai. per la cantinotta dei Bresciani. La cantinotta.
Ben arrivata. Come stai? Bene, grazie. Visto Anche che te? ti sono venuta a ritrovare? Grazie, mantenuta la promessa, Sempre, fatta in Bondone. da Monte Bondone a Valle dei Laghi. Ma io ogni volta che vengo però c'è una manifestazione. Sì. Oggi che c'è? Oggi c'è di Vinnosiola, una kermesse enogastronomica e culturale che valorizza la Valle dei Laghi, che si tiene ogni anno nel mese di aprile, quest'anno è la 4ª edizione, e una giornata speciale, quella di oggi, perché abbiamo ospiti volontari della Proloco di Calavino, i figuranti delle feste madruziane. Sono loro? Sono loro. Ah, quindi sono i figuranti. Loro. Sono i figuranti, un evento storico, culturale che valorizza la tradizione, che si tiene a Calavino tutti gli anni, 20 e 21 luglio anche quest'anno. Ho capito. Senti, di Vinnosiola quindi si parla di vino, il prodotto tipico della zona, della Valle dei Laghi. Sì, in Valle dei Laghi nasce appunto, è un vitigno autoctono della Valle la Nosiola, e da questo viene prodotto il vino santo. Dopo mesi di appassimento sui graticci, durante la settimana santa è tradizione che si fa questo evento della spremitura, che viene inserito anche in Vinnosiola per valorizzare questa tradizione, e da lì nasce appunto il vino santo trentino, un vino che ha ottenuto un riconoscimento speciale che anche presidia Osofood. Ma come mai è così buono questo vino? Il vino e il vin santo? Il vino santo già in anni molto lontani era stato premiato in Australia come l'eccellente vino del Trentino, per cui insomma è un vino speciale, e su questo noi abbiamo fondato le basi di Vinnosiola, un evento che vede valorizzare la Valle dei Laghi con trekking, escursioni, narrazioni musicate nelle chiese, le degustazioni dei prodotti del territorio, e quindi tanti eventi proprio che prendono spunto da questa iniziativa. Io sono venuta qui a Valle dei Laghi e mi sono innamorata, è un posto meraviglioso. Ma quanti laghi ci sono proprio nella valle? 8 laghetti alpini, 8 laghetti. Sì, uno anche più piccolino, sono laghetti che possono essere vissuti per splendide passeggiate, per fare trekking. Senti, allora io a questo punto approfitterei, vorrei fare un giro per vedere Sì. meglio i figuranti che cosa Sì, stanno facendo, sì. e poi magari mi accompagni dentro E così poi andiamo facciamo a una degustare degustazione. un Sì, po' di vino volentieri, Nosiola, va bene? Facciamo volentieri. così allora. All is quiet, but your eyes are speaking to me. See, it's alright, feeling sensitive, but we're gonna make it through the war. Gonna take care of everything, so don't you worry, you're getting little anymore. You'll see, I'm in love with you. I'm in love with you. Too late, I'm in love with you. Un brindisi alla Valle dei Laghi e alla di Vinnosiola e a tutti i figuranti, va bene? Cin cin. Sì. I'm in love with you. Your hands teach me to turn my feet carefully. All is quiet. Allora Stefano, innanzitutto grazie, che cos'è questa? Saluto. Questa è una vendemmia tardiva di Goldtraminer, di una cantina locale. È un profumo eccezionale, ma qui ci troviamo all'interno del castello del Toblino, giusto? Toblino, è uno sì. dei castelli più romantici del Trentino, possiamo definirlo Assolutamente, così. assolutamente. Che età ha più o meno? I primi insediamenti sono ancora del secondo secolo d.C., originariamente era un'isola, un isolotto. Poi hanno costruito il castello nel 1200 e si è completato la foggia attuale del 1500esca, che era della famiglia Madruzzo, il principe vescovo di Trento. E tu invece sei qui all'interno del castello con il tuo ristorante, da quanto?
Io ci sono dal 97 e da allora ho Sei rimasto qui, iniziato, vabbè, ho dai. fatto il mio viaggio, ho intrapreso in questo viaggio che insomma, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché chiaramente non era stato costruito per fare un ristorante. Beh, certo. Però chi arriva cerchiamo di dare il meglio per accoglierlo e fargli sentire il meglio. Il ristorante non è sempre aperto però, perché io sono venuta quest'inverno da Monte Bondone e ancora Esatto. non era aperto. No, noi chiudiamo prima di Natale e riapriamo i primi di marzo. Senti Stefano, io ho mangiato il filetto di persico, devo dire buonissimo, un'opera d'arte, ma come è fatto? Allora, innanzitutto gli ingredienti sono dei filetti di persico, del guanciale, della salvia e del couscous aromatizzato con del curry, delle verdure croccanti. Faccio degli involtini con del guanciale, della salvia e li soffriggo leggermente e dopo passati 4 minuti in forno. E li servo con del couscous aromatizzato con del curry e delle verdurine croccanti. Il tutto dopo viene condito, diciamo, con dell'olio, zenzero e miele. E il piatto è servito, è pronto Bene. per essere mangiato. Bene. Ma la tua è una cucina, diciamo, trentina, però anche un po' rivisitata. Senz'altro. E ovviamente incentrata tutto sui prodotti del lago. Sì, cerchiamo innanzitutto di usare il più possibile i prodotti del territorio. Chiaramente rivisitiamo un po' quelli che sono i piatti della tradizione perché dobbiamo attualizzare, dobbiamo essere un po' moderni, no? Anche improntate alla leggerezza soprattutto. Senti Stefano, allora io ti faccio un in bocca al lupo per la tua attività e sicuramente ritornerò, va bene? Bene, ti Intanto aspetto. grazie. Grazie. Purtroppo anche questa vacanza è finita, vediamo quanto ho speso per 4 notti, 5 giorni. Albergo ho speso 200 euro, pranzi al sacco ho speso 50 euro, ristoranti in media 20 euro al giorno per un totale di 80 euro, visite castelli e musei 6 euro, degustazione Vinnosiola più rappresentazione sacra e trekking 12 euro, spese varie 100 euro. Ho speso 448 euro. Cari amici, io vi do appuntamento la prossima settimana e sarò sull'isola d'Elba. Mi raccomando, seguitemi e viaggiate insieme a me.